perché le riflessioni che sono state fatte sono state estrapolate da un seminario che era orientato a valutare i rischi e le problematiche relative alla cosiddetta fase 2, no? E quindi i ragionamenti che abbiamo trattato riguardano aspetti epidemiologici di carattere preventivo, no? E non erano giudizi attinenti a categorie professionali, no? Risponde così il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova. L'accusa che gli veniva mossa era quella di aver detto, in un seminario via web, che il contagio da Covid-19 è favorito dagli specializzandi. Una frase estrapolata dal contesto secondo il dirigente della sanità padovana. L'apporto degli specializzandi non è mai stato e mai sarà messo in discussione, ci dice. Esprime un ringraziamento a tutti i medici in formazione e che in questi mesi si sono impegnati per il contenimento dell'epidemia, contribuendo a ottenere risultati che sono stati sotto gli occhi di tutti, sia in termini clinici che di personale infettato. In virtù dell'impegno profuso e delle competenze riconosciute, molti di medici in formazione operanti in area Covid hanno anche potuto firmare un contratto di lavoro e allo stesso tempo si prendono le distanze da libera interpretazione destituite da qualsiasi fondamento circa una presunta e mai assunta maggiore pericolosità di medici in formazione o su comportamenti volutamente scorretti. A sollevare il caso l'Associazione dei Medici Specializzanti di Padova, MESPAD, che chiedono un incontro urgente con la direzione e le scuse. Il direttore sanitario ribadisce che non c'è la volontà di accusare una categoria o di sottovalutare la professionalità di qualcuno. Ci si rammarica se nonostante gli elementi sopra definiti in qualcuno permanesse la percezione di una scarsa considerazione del momento, che ciò non è mai stato nell'intenzione delle direzioni e ci si scusa per l'equivoco del momento che non era intenzione di offendere nessuno.